Rieccoci ancora una volta in diretta sul canale 11 e sul canale 823 di Sky per tutta Europa con la trasmissione Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai, in diretta tra le 19 e le 21, alle 21 partirà Sala Stampa di Penalty con il calcio professionistico sino alle 22.15 e poi dalle 22.15 sino alle 23 questa mega maratona si concluderà con il Penalty Futsal che presenterò per l'occasione in questa prima puntata, ma che comunque poi lascerò guidare alla grande dal nostro Alessio Patti, che tra poco lo vedremo per parlare di prima categoria. Però per adesso salutiamo il nostro Antonio Napisarda. Ciao Antonio. Buonasera Ettore, buonasera a tutti i telespettatori a casa. Tra l'altro poi ritornerai per Sala Stampa di Penalty, perché so che tu sei indaffarato sempre con il calciomercato, che è una cosa che ti piace tra l'altro. Esatto, ma penso che sia il sale del calcio. Mister Busetta mi confermerà tutto. Vabbè, mister, conferma questa cosa da Antonio, che il calciomercato piace a tanti? Sì, perché vanno a cercare nei meandri infatti. Il gossip. Il gossip, va bene. Allora, campionato di promozione, la nostra Jenny è già pronta con i risultati del Girone A che vede comunque sempre in testa questo Riviera Marmi. A te la parola. Audace Partinico, Borgata Terrenove 3-0. Riviera Marmi, Castellammare 7-1. Bolognetta, Città di Carini 1-1. Ares Melfi, Città di Casteldaccia 1-1. Monreale, Prizzi Rinviata. Cefalù, Pro Villabate 3-1. Nuova Sancis, Real Finale 1-2. Allora, in classifica sottolineiamo appunto, come ho detto poc'anzi, che il Riviera Marmi continua ad essere la squadra leader, l'Audace Partinico sta a quota 31, nel frattempo facciamo vedere la schermata della classifica, la commentiamo, eccola qui, questi sono i risultati e la commentiamo con Antonio. Oggi il Riviera Marmi ha battuto un colpo importantissimo per la promozione. È anche vero che l'Audace Partinico è sempre lì vicino, ma il Riviera Marmi oggi ha vinto una partita importantissima contro il Castellammare, che è terzo in classifica, e credo abbia fatto veramente molto bene il proprio lavoro. Ha giocato molto bene, è stata una squadra ordinata e ha meritato la vittoria e il primo posto in classifica. Audace Partinico la segue a 3 punti, ma è una squadra che ha vinto oggi a tavolino contro un Borgata Terrenove che non si è presentato per l'ennesima volta, e credo che lo spettro del ritiro sia molto vicino. Quasi definitivo. Esattamente, però ormai la squadra palermitana punta ai playoff, ma credo alla salvezza, una salvezza tranquilla, e credo che l'abbia ampiamente meritata. E poi abbiamo il Monreale, Prizzi, è una partita rinviata perché il Prizzi non si è presentato, però era tutto già giustificato, quindi non ci saranno sanzioni. Ci sarà stata la neve a Prizzi. Esattamente. Sicuramente. Mister, la neve a Prizzi ci può anche stare, quindi c'è sempre. Un girone dove il Riviera Marmi, che ha comunque una sua esperienza anche in eccellenza, probabilmente riuscirà alla fine ad emergere? Che ne dice? Più titolata. La squadra più titolata e soprattutto con più organizzazione anche societaria. Buoni trascorsi, io penso che l'esperienza fa sempre bene in questi campionati. È vero. Un girone palermitano, Pippo, dove abbiamo il Cefalù, il Bolognetta, la Nuova Sancis, il Castellammare, che è più Trapani che Palermo, a dimostrazione che lì comunque nella zona palermitana trapanese il calcio ha una sua forza, un suo seguito. No, comunque ci sono tantissimi derby. Nei giri di 10 km ci sono 3-4 squadre praticamente sì. Comunque un girone è sempre stato vincente, era un girone però che è giustamente Palermo, le squadre che abitano nei dintorni di Palermo sono sempre succlassate dal fattore Palermo Serie A, per cui troviamo sempre delle difficoltà per fare meglio con questa squadra. La squadra più importante è sempre la squadra dove c'hai quei 500.000 tifosi che fanno la differenza in queste categorie. In questa categoria c'è comunque anche il Partinico, Angelo, che anche lui insomma in fatto di esperienza è considerevole, è notevole. Quest'anno è la partita un po' in sordina, adesso pian pianino sta recuperando punti, ma credo che con la squadra della Riviera Marmi sia leggermente un po' attardata, no? Dal punto di vista tecnico. No, anche quella è una piazza importante che ha fatto negli anni dei campionati a buon livello. E sentivo di un'altra squadra, mi si riapre una ferita, una squadra che non si sta presentando. Sì, Borgata Terrenove. Perché quello mi ricorda purtroppo il San Gregorio. San Gregorio. Tra poco apriremo questo e dispiace filone. Perché
per non si presentare ci saranno grossi problemi. No, tra l'altro Borgata Terranove due anni fa vince il campionato alla grande di prima categoria, l'anno scorso quasi da playoff, quest'anno purtroppo disciolta. Da un anno all'altro cambia tutto, perché abbiamo un sistema molto... Mister, sono le stabilità economiche. Una chicca. Sì, c'era Barraco che giocava con loro. Ah sì? Un certo Del Neri, che Sì. quest'anno è tornato nella panchina Sì, di Serie A, Verona. allenava il Partinico Audace. Sono stato avversario, io allenavo il Messina e lui il Partinico Audace. Questa è una bella chicca. No, allenava Del Neri, allenava il Partinico Audace. Ha vinto quella partita, mister? Sì, 1-0. Ah, bene, ok. Evidentemente è segnato che non è molto fortunata Sì, la vita calcistica di Del Neri. Passiamo al girone B. Jenny ci dai subito i risultati, anche qui la zona messinese è sempre molto seguita nell'ambito del campionato di promozione. A te. Città San Filippo del Mela, Acque Dolcese 3-2. L'iniziativa Barcellona Pozzo di Gotto rinviata. Sant'Agata di Militello, Camaro 2-0. Messana, Città di Messina rinviata. Merì, Città di Mistretta rinviata. Pistunina, Ionica 3-0, Sant'Angiolese, Torregrotta 1-3. Praticamente 3 partite rinviate, però le 2 partite più importanti che riguardavano il Sant'Agata di Militello e il Torregrotta si sono giocate, in questo caso sia il Torregrotta che il Sant'Agata di Militello hanno vinto, quindi poco importa se altre partite non si sono disputate. Antonio. Esattamente, mi hanno dato le parole di Bocchi, in una giornata funestata dal maltempo e il Messinese è stato quello più colpito in Sicilia, ahimè, ha visto quasi saltare tutte le partite della 18ª giornata del campionato di promozione girone B. Non è cambiato tanto, vittoria importantissima del Sant'Agata di Militello a Camaro, in casa. Camaro una squadra forte che ha iniziato non proprio bene, poi si è ripresa, ha fatto veramente un bel campionato, ora è in fase di nuovo calante, possibilmente una preparazione un po' pesante, però credo è una squadra valida e nel proseguo del campionato sicuramente potrà sicuramente dire la sua. Quindi sono punti importantissimi questi che ha diciamo strappato in casa il Sant'Agata di Militello. Torregrotta è una squadra che non molla, è una squadra, abbiamo detto, una squadra forte, ben organizzata, forse in certi frangenti gioca anche meglio tatticamente del Sant'Agata di Militello, infatti oggi ha vinto contro la Sant'Angiolese ed è lì, sono tutte quante le squadre lì, se la giocheranno fino alla fine, il distacco sembra impossibile, ma in realtà possono passare 2 o 3 partite e può succedere qualcosa. Allora lasciamo un attimo la classifica a Guido Messina, il nostro regista, perché abbiamo Angelo, il Sant'Agata di Militello in testa con 38, Torregrotta 32 e poi appunto questa Sant'Angiolese e Città di Messina tra 24 e 22 punti con l'iniziativa a 21. Questo cosa ci fa pensare? Che un'altra ennesima squadra di Messina, il Città di Messina, tenterà magari chissà di andare a fare i playoff per salire in eccellenza. Spiegatemi la motivazione, perché a Messina quante squadre devono fare l'eccellenza, quante squadre devono fare l'interregionale, non si capisce più niente. No, diciamo che è una nobile decaduta, fino a 2 anni fa era nel campionato nazionale dilettanti, sì. Anche lì problemi economici, adesso si ritrova nel campionato di promozione, diciamo che sta lottando nella zona playoff. Però dico, come hai detto tu, quante squadre nel Messinese e non ce n'è una che riesce ad emergere. Tra l'altro Pippo, anche il Messina, insomma, di serie Lega Pro sta soffrendo, tra l'altro perde in casa, probabilmente c'è anche problemi con l'allenatore squalificato, insomma anche lì non si vivono momenti positivi. In effetti a Messina c'è la situazione un po' ingarbugliata fra le squadre che ci sono minori e la prima squadra, non c'è feeling. A mio avviso in passato si appoggiavano moltissime squadre di eccellenza e Serie D alle prime squadre, sì, per essere fornite come settore giovanile, sì, per dare la possibilità ai giovani di migliorarsi in eccellenza oppure in Serie D. Ora questa situazione mi pare che non c'è più, questa collaborazione non c'è più e di conseguenza si vedono anche i livelli che si sono abbassati tantissimo. Da questo punto di vista ci vuole un po' più collaborazione, ci vuole
che si ritorni un po' ai vecchi tempi quando c'era collaborazione delle squadre minori con le squadre maggiori. Probabilmente bisogna ritornare a pensare di annullare il campionato di promozione, mister Busetta, perché troppe squadre sembrano un po' accampate. Per esempio anche in questo girone un'altra squadra di Barcellona Pozzo di Gotto, e nel frattempo l'Igea Virtus è in testa nel campionato di eccellenza. Queste energie anche economiche che si vanno a disperdere, senza nulla togliere giustamente al gruppo dirigenziale del Barcellona Pozzo di Gotto. Ma io credo che fondamentalmente, cioè in una città come Barcellona tu devi avere due realtà calcistiche che fanno a cazzotti per la leadership, è tutto sbagliato. Invece dovrebbero fondere le idee, le energie e riuscire a fare qualcosa di importante. Ma quello che più conta nel calcio è se tu hai una struttura societaria, e questo può avvenire se c'è la fusione, c'è la simbiosi, se c'è allora riesce a fare qualcosa di importante, perché adesso è finito l'era del mecenate, l'era della persona che tira fuori i quattrini, nessuno si presta a queste cose. Nessuno mette il proprio portafoglio. Non c'è un ritorno economico, devi trovare il Berlusconi di turno, anche se a lui si è annoiato adesso. E in Sicilia non c'è proprio, mi sa. Assolutamente, io ho avuto la fortuna durante il mio lungo peregrinare nei campi di calcio di avere trovato sempre delle grosse strutture, perché tu vai a fare i risultati quando sei strutturato bene, quando non ti manca nulla. Anche proprio dal magazziniere, partendo dal magazziniere. Devi partire dal magazziniere fino al dottore, tutto, l'assistente, il dirigente accompagnatore, l'uomo che ti sta vicino, e questo è importante, è fondamentale. Nel calcio adesso non si improvvisa più nulla, ci vuole una organizzazione. Pippo, volevi dire qualcosa su questa cosa qui? Molte squadre nascono dai dissapori dirigenziali della squadra principale. È vero. Perché ci sono moltissime squadre che nascono perché il dirigente litiga con l'altro dirigente e per ripicca si fa una squadra per conto Però proprio. attenzione, la federazione ci mette del suo con un campionato come quello di promozione che rischia di essere forse superfluo. Certo. A mio avviso. Cioè, ci sono periodi anche come quest'anno che molte squadre basta che pagavano l'iscrizione e venivano ripescate, squadre anche senza credenziale, senza blasone, senza neanche organico addirittura. È vero. Da questo punto di vista, ripeto, il livello tecnico va a scemare, molti giovani li dobbiamo convincere, li dobbiamo pregare a fare le partite, pregando di venire al campo allenamento perché ci serve obbligatoriamente. Quando ai tempi del mister Busetta era un'altra cosa, l'idea di sapere che insomma potevi far parte di una rosa guidata appunto anche da mister Busetta, facevi carte false. Io per l'età che ho partecipato ai campionati dove non c'era bisogno del fuori quota. Se meritavi di giocare, giocavi. Tra l'altro con Pippo mi lega un'amicizia particolare, abbiamo fatto il corso di allenatori insieme in quel di Caltagirone, quando il Caltagirone era in Serie D. Sì. Abbiamo fatto qualche amichevole. E a Caltagirone tra l'altro una realtà scomparsa, dopo tanti anni praticamente si è dissolto. Oggi c'è un'altra... C'è anche lei, c'è una realtà comunque che è l'Aquila Calatini che fa in prima categoria, gestita molto bene dagli amici miei che sono Massimo Parisi, Totò Ausilio, Giacomo Messina. Ausilio, nome famosissimo a Caltagirone. Da questo punto di sono anche vicinissimo a noi in classifica da questo punto di vista. Giocava fino a qualche anno fa. No, gioca ancora. 50 anni. Da questo punto di vista veramente loro che hanno fatto calcio già si vede. Una squadra organizzata, hanno una struttura seria, hanno un campo di calcio organizzato, bello, intera sintetica e in erba sintetica. Ma il vecchio campo di Caltagirone è praticamente inagibile. D'altra parte non poteva essere altrimenti. Ci dobbiamo fermare, carissima Jenny, e il tuo look firmato Piazza Italia dei portali di San Giovanni La Punta, ci lanci la pubblicità e poi passeremo subito agli altri 2 gironi del campionato di promozione. Ricordiamo sempre ai nostri telespettatori che possono interagire con noi, i nostri ospiti qui in studio, mandando un messaggio su WhatsApp al numero 327 345 42. Torniamo tra qualche istante, pubblicità.
Ancora in diretta con Penalty, è il momento di parlare ancora di promozione con i 2 gironi, lo facciamo insieme alla nostra Jenny, girone C. Perché ridi, Jenny? Che io, prima di dare i risultati, volevo leggere un messaggio che ci manda la signora Enza Schiavo, che lei ci segue tutte le domeniche. Lei ti fa i complimenti per la tua professionalità, per la tua serietà, ma soprattutto per il tuo nuovo look e la tua eleganza. Grazie, sei Quindi gentilissima sia te che anche la signora. Salutiamo la signora Enza Schiavo che ci segue da Siracusa. Benissimo, la salutiamo e la ringraziamo, ma anche voi devo dire che avete un bel look. Piazza Italia fa tanto. Sì. Allora, i risultati li facciamo subito con il girone C del campionato di promozione. Atletico Pedara, ACI Sant'Antonio 3-0. Biancavilla, Adrano 1-2. Sporting Trecastagni, Belvedere 1-2. Real Avola, Città di Catania 1-2. New Pozzallo, Città di Mascalucia 0-0. Real Aci, Pachino 3-1. Belpasso, Città di Paternò 1-4. Abbiamo di che parlare di questo girone, a parte perché abbiamo il mister del Real Città di Paternò, mister Busetta, e con questo ho detto tutto, ma soprattutto perché non riesco a capire cosa sta succedendo a Biancavilla. Un'altra sconfitta, tra l'altro con l'Adrano, quindi quasi un derby, perdono in casa. Il Belvedere ne approfitta e accorcia un po' la classifica. Derby tra, diciamo, città, paesi vicini, è sempre sentito, dai, certo. Sono due paesi vicinissimi e quindi dai, ci sta. L'Adrano vince in trasferta con un Biancavilla che ormai, se vediamo la classifica, se la regia ci manda una classifica, ormai è andato, 10 punti. 10 punti però sono perdere importanti. ancora... sì, il Belvedere vince, è anche vero che vince contro lo Sporting Trecastagni, un Sporting Trecastagni un po' leggermente sta mollando, ho questa sensazione. Sì, sono d'accordo pienamente con te. Che cosa dire? Belvedere gioca bene, ma il Biancavilla ci può stare, che magari cada, inciampi, ci sta, è una squadra che ha fatto 13 punti, ora ne ha 10, può far bene. Sorpresa di questa settimana Città di Catania, che ha dimostrato veramente contro il lavoro di meritare la zona playoff, e una vittoria spumeggiante, chiamiamola qui, del Real Città di Paternò contro un difficilissimo campo del Belpasso, che è una squadra di tutto rispetto. Quindi complimenti a mister Busetta, che ha fatto veramente quadro, ha fatto la quadra di tutto quanto e ora sta riuscendo a prendere, anzi a raccogliere tutti i frutti che ha sempre, che gli meritano, che gli spettano. Mister, sta raccogliendo i frutti di questo duro lavoro da quando si è immerso nel campionato di promozione. All'inizio qualcosa non andava per il verso giusto, adesso con la sua costanza, la sua determinazione, probabilmente anche con l'aiuto della società e dei suoi ragazzi, pian pianino i risultati arrivano. Avete fatto colpaccio a Belpasso, diciamolo pure, È stata una buona partita giocata molto bene. Naturalmente ogni partita ha una storia, cioè noi eravamo andati in vantaggio, abbiamo sprecato la seconda marcatura, poi ha pareggiato il Belpasso, che poi il nostro portiere ha parato un calcio di rigore e da lì è venuto fuori, c'è stata un'espulsione nei confronti del Belpasso e lì noi abbiamo costruito la nostra vittoria nel secondo tempo con molta opportunità e abbiamo giocato abbastanza bene. Ma la cosa importante è che quando noi andiamo a giocare in un campo che è un campo di calcio, e Belpasso lo è, e allora riusciamo ad avere un'espressione decente. A Paternò non si può giocare a calcio. Sappiamo in che condizioni è il campo. Non si può giocare a calcio, credetemi, non riesce a fare 2 passaggi consecutivi e questo è un appunto che faccio anche ai maggiorenti, perché praticamente dovrebbero darsi una mossa. Perché Biancavilla è il campo in sintetico, perché Belpasso è il sintetico, perché Adrano è il sintetico, perché tutti nel Troina è il sintetico e Paternò è un paese alla gogna. Io credo che sarebbe il momento di potersi svegliare, tirare fuori i ragazzi che hanno voglia di uscire fuori da un certo movimento negativo e venire ad allenarsi, a fare calcio, a fare sport in genere. E questo è un appunto che faccio ai nostri maggiorenti e lo ribadisco. Diamoci una mossa, facciamo i campi sportivi, facciamo in modo che i ragazzi non vanno a cercare altre porcherie. Mister, ma la sua avventura a Paternò che è iniziata quest'anno avrà sicuramente un seguito, perché credo che faccia parte un po'
di un progetto che stabilizzi il Real Città di Paternò prima in questa categoria e poi magari chissà ripercorrere le storie famose del vecchio Paternò. Ma questo è un discorso da fare con minuziosità, bisogna pensare gradatamente a queste cose. Noi abbiamo il presidente che è Ivan Mazzamuto, che fa dei sacrifici naturalmente in questo senso, dovremmo passare la parola a lui, passare il pallone a lui e dire che intenzione ha per il futuro. Per il resto io devo andare d'accordo con la mia salute, tra virgolette. Che è sto bene. Cavolo, la vedo informissima, mister. Però è il discorso che se facciamo una programmazione giusta, decente, allora io posso ancora fare del calcio. Bene, bene. Antonio, volevi dire qualcosa? Sì, mister Busetta, diciamo che la vittoria è la panacea di tutti i mali, certo. Però volevo dire una cosa. Cosa è cambiato? Prima questa squadra sprecava tante occasioni. Qual è stato quel quid che vi ha fatto essere un pochettino più cinici sotto porta? Ma ribadisco che continuiamo a sbagliare sotto porta, Però è una squadra che crea tanto. Però arriva la vittoria adesso. Ma creiamo molto, ma non riusciamo praticamente ad acquistare quel cinismo che è delle grandi squadre. Comunque la cosa fondamentale è che praticamente la mia cocciutaggine ha portato questa squadra a interpretare determinate mie filosofie di calcio. Il calcio è tecnica, è tattica, cose che questi ragazzi, e se c'è un campo buono, ragazzi sconoscevano assolutamente. Non dovevo parlare di tattica, io ho fatto più schemi quest'anno che in tutta la mia vita. Quindi, ma poi gli schemi loro dico sempre ai miei ragazzi, per cortesia non me li rappresentate durante una gara, altrimenti mi arrabbio. È giusto. Pippo, Biancavilla che anche con 10 punti di vantaggio deve comunque sempre concluderla alla grande questa stagione, però credo che a questo punto le squadre sembrano un po' troppo attardate. Sì, però il calcio insegna che mai abbassare la guardia. Noi siamo l'esempio lampante, avevamo un margine di vantaggio abbastanza importante e l'abbiamo bruciato in 3 partite. Il calcio ti insegna a non mollare mai, a non abbassare la guardia e tenere sempre la concentrazione alta. Può starci uno scivolone, una disattenzione, un calo di tensione, un calo fisiologico, tanto quello che vogliamo dire. Però diciamo. il Belvedere... Però è anche vero che mai abbassare la guardia. Da questo punto di vista abbiamo una brutta esperienza noi, perché abbiamo perso tutti i punti di vantaggio che avevamo e da questo punto di vista gli possiamo dare un po' di esperienza. È vero, è vero. Angelo, parliamo del Belpasso, che quest'anno un po' è stato con te, molto vicino a te, per cui poi c'è stata una scelta, sei andato via. Belpasso che è partito benissimo, da qualche settimana zoppica questa sconfitta in casa contro il Paternò. Potrebbe aprire una crisi, secondo te? Ma diciamo che sono stato là il mese di agosto, il precampionato, abbiamo fatto un buon lavoro, abbiamo fatto degli stage con i giovani, secondo me il Belpasso è i giovani più forti del girone. Sono d'accordo pure io. Senza sottovalutare nessuno. Per quanto riguarda il tipo di campionato, secondo me il Belpasso sta facendo quello che può. Diciamo che la disponibilità è sempre quella che conta, quindi anche là ci sono problemi economici, come tutte le piazze del resto, e quindi stanno facendo di necessità virtù anche loro. Però attenzione, se perdono ancora qualche punto si rischia anche in vista playoff, no? Perché adesso per esempio hanno 28 punti, il Trecastagni ne ha 25, certo la Sant'Antonio è un po' attardato, deve comunque guardarsi dietro. Sì, io sono convinto in ogni caso deve guardarsi dietro, però sono convinto che al di là che possa succedere qualcosa ma ci arriveranno. Poi dipende sempre dalla forza economica se riesce a completare il campionato. Certo, mi auguro di sì, voglio dire, Minervini non credo che sia uno che molla durante la stagione. Là c'ho tanti amici, ci sono stato, quindi conosci bene. Spero che facciano i playoff. Voi 30 secondi per la Sant'Antonio e poi passiamo all'ultimo girone di promozione. Francamente non riesco a capire, una squadra forte, magari se qualcuno degli ospiti mi sa dare qualche spiegazione, una squadra forte costruita almeno per i playoff, oggi ha perso contro l'Atletico Pedara. Magari c'è una spiegazione a tutto questo, perché non è una squadra costruita per quella posizione, ma è una squadra per quasi vincere o dare testa a quello che è il Biancavilla. Un Pedara che si è rivoluzionato, no? È andato via Romeo, è arrivato Pidatella, quindi
quindi voglio dire vuole salvare la stagione. È vero Ettore, però secondo me la Sant'Antonio poteva e può far di più. 30 secondi con gli ospiti, può fare di più? Pippo? Sant'Antonio? Sì. Comunque io ci sono stato da Sant'Antonio, è sempre una realtà importante, però se non c'è l'unione di intenti non si va mai avanti. Comunque, Mister Busetta? Io gli auguro tanta fortuna. Ma io ho visto questa squadra che è venuta a vincere a Paternò, Sì. non è che mi abbia molto impressionato, comunque noi mancavamo di qualche elemento importante, comunque è una realtà, è una squadra che può salvarsi tranquillamente ma non può pretendere di assurgere a grossi risultati. A situazioni molto più importanti. Angelo, per chiudere. Sì, sono d'accordo anch'io, anche loro hanno qualche problema. Diciamo oggi hanno perso a Petara, è arrivato Orazio Pitatella. Ci sono state tra l'altro forse le voci portano alle dimissioni di Tosto tra l'altro. Sì, che non è la prima volta non confermate. Che sento in giro le dimissioni di Tosto. Sì. Comunque dicevo che il Petara con Orazio Pitatella si è rinforzato. Ha preso qualche giocatore, adesso la squadra... Certo, parte da una posizione in classifica quasi disperata. Ma io sono convinto che risalirà alla china con gli elementi che ha. Benissimo. Allora adesso passiamo al girone D del campionato di promozione, Jenny ci dà i risultati, poi abbiamo la classifica, i commenti e chiuderemo la parentesi appunto del campionato di promozione. A te Jenny. Polisportiva Palma, Atletico Caltanissetta 0-1, Canicattì, Licata 1-0, Atletico Gela, Macchitella Gela 0-1, Comiso, Marina di Ragusa 1-3, Casteltermini, New Team Ragusa 3-2, Nissa, Ravanusa 3-0, Ragusa, Santa Croce 1-1. Allora, Nissa vittoriosa. Prima vittoria del 2016, finalmente, per la gioia anche tua, personale. È una squadra che ha fatto bene, fino adesso ha dominato il campionato, gioca bene, ha avuto magari un 2016 un po' scioccante, però è riuscita a riprendersi contro un buon Ravanusa, la squadra ha vinto 3-0 e ha vinto e ha convinto, finalmente era ora. Dall'altro canto il Canicattì fa un favorone alla Nissa sconfiggendo il Licata, però attenzione, il Canicattì aveva battuto anche la Nissa, quindi il Canicattì secondo me è la squadra che in questo momento, l'ho detto tante settimane addietro e lo ripeto, è la squadra che sta giocando il miglior calcio del campionato di tutti i giri di promozione, sta giocando veramente molto bene e merita. Ti rispondo dicendo che l'allenatore del Canicattì, io e Pippo lo conosciamo bene, ha fatto il corso con noi e quindi la dimostrazione che quella tornata evidentemente c'erano degli allenatori ottimi, sì, no? Che sicuramente. L'annata era buona. L'annata era buona. Però la Nissa deve stare sempre attenta. Sì, naturalmente ha guadagnato 3 punti, ma non si deve assolutamente cullare sugli allori, perché ancora il campionato è lungo. Il Licata la prossima settimana riposerà, quindi avranno anche modo di allungare altri 3 punti. Importante derby Atletico Gela, Macchitella Gela, vinto dal Macchitella. Purtroppo i derby sono derby e ci sono le sorprese e quindi male il Ragusa che continua a pareggiare contro il Santa Croce, ottimissima squadra, veramente ottima squadra, che si è rinforzata, e lì sono tutte quante squadre lì, tutte in zona playoff, e queste sono le squadre che secondo me, grazie alla regia per la classifica, faranno a lotta fino all'ultima giornata per guadagnare la promozione. Allora lasciamo la classifica così facciamo un giro completo con i nostri ospiti. Mister Busetta, Licata 36, 29 l'Atletico Gela, in salita questo Canicattì che lei conosce bene come piazza. La Nissa ha già vinto il campionato. La Nissa ha già vinto il campionato, lo diciamo apertamente, a prescindere qualche battuta. No, ha già vinto, e il Canicattì, complimenti al Canicattì che ha fatto un'escalation incredibile da quando ha cambiato allenatore, si è portato in zona playoff abbondantemente e auguro un mondo di bene. Anche lì ho lasciato parecchi anni, non l'ho lasciato, ho dato moltissimo ma ho avuto moltissimo. Certo. Pippo, Santa Croce, ha detto bene Antonio, qualche risultato negativo ma anche qualche risultato positivo, la sistema in una posizione abbastanza importante anche per la griglia playoff, anche se Licata è molto molto lontano. Guardi, anche in questo girone ci sono tantissime squadre blasonate, Nissa, Licata, Ragusa, Canicattì, cioè voglio dire, anche questo è un campionato avvincente, anche se la Nissa onestamente ha fatto il vuoto. Io ritengo comunque
che come il mister Busetta da Nissa farà su il campionato. Anche perché c'ha mezza squadra del Genoa dell'anno scorso, quindi con Genova una piazza molto che è un bomber di razza per la categoria. Molto importante per farsi scappare la vittoria. È vero, è vero. E chiudiamo con Angelo, vedo questo Comiso all'ultimo posto, a dimostrazione che se non c'è programmazione, se non c'è un budget economico, se non ci sono i giocatori, poi quest'anno c'è stato anche il dramma di Borgese che è morto, voglio dire, è stata veramente una stagione sicuramente non positiva e probabilmente rischiano la retrocessione. Angelo. No, leggevo proprio quello, anche quel girone formato da nobili decadute, anche il Comiso che ha fatto tornei importanti, adesso si ritrova addirittura nell'ultima posizione, ma soprattutto in una crisi economica profonda. Che se molti, in giro. Molti hanno lasciato la squadra poi. Poi ricordo quel girone con piacere perché l'ho fatto proprio col mister Tortorici. Mi ricordo. Eravamo a Bronte e facevamo proprio quel girone formato da Licata, Aragona. Che girone di ferro che c'era. Girone là, sempre squadre molto agguerrite. Insomma, Angelo, tanti capelli fa per me. Tanti capelli. Però dico bei tempi. Quando il calcio a quei livelli era, diciamo, un pochettino. È vero. Hai fatto bene a ricordare Peppe Borgese. Sì, assolutamente. Noi, guarda, è stato il mio compagno di squadra. Mi ricordo. È una perdita veramente grave. È vero. Un ragazzo eccezionale. Abbiamo mandato, pensa, un video per commemorare questa sua scomparsa. È stato cliccatissimo sulla pagina Facebook e su YouTube, perché soprattutto lui nella zona del Ragusano ha lasciato un ricordo indelebile. Anzi, guarda, tu mi dai un gancio, purtroppo per un'altra ennesima brutta notizia che ci è arrivata proprio in redazione qualche minuto fa. È venuto a mancare il presidente della scuola calcio Catania Nuova, Salvatore Cascio, che tu tra l'altro conosci, mi dispiace tantissimo. Conoscete tutti perché è stato ed è veramente per i giovani è stato importante negli ultimi 15 anni, ha lanciato giocatori come Millesi e compagnia bella. Mi dispiace tantissimo, faccio le condoglianze alla famiglia, è un carissimo amico mio. È vero, ci uniamo noi anche di penalty a questa bruttissima notizia. Al dolore della famiglia, sì. Bene, con te ci vediamo più tardi perché c'è sta la stampa di penalty, col tuo bel calciomercato, con il posticipo, con le slide per il calciomercato del Catania, del Trapani, Palermo Messina, e Catania. Va bene, ti ringrazio. Vedo l'ora. Con la promozione ci vedremo la prossima settimana? Sì, la prossima settimana ci vediamo tra poco col calcio professionistico. Benissimo, Jenny ci lanci la pubblicità e poi tra poco arriva Alessio Patti con la prima categoria. Ricordiamo sempre il numero per inviare i messaggi su WhatsApp 327 345 42. Allora, siete su Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai, siamo in diretta la domenica tra le 19 e le 21, tra le 21 e le 22:15 c'è l'appuntamento con la sala stampa di Penalty dedicata interamente al calcio professionistico con Antonio Rapisarda. Mi dimentico ogni tanto, si arrabbia. E poi più tardi ci sarà questa prima puntata di Penalty Futsal con Alessio che ritornerà, per adesso parlerà di prima categoria. Sei contento per il tuo debutto? Vedi il sorriso a 48 denti. Bene. Questa è soltanto una domenica dove io ti accompagnerò, dopo dalla prossima sarai da solo a condurre, quindi è un mega debutto singolo. Sarà per me una grande gioia. Benissimo. Intanto Ettore colgo l'occasione per salutare tutti i nostri telespettatori. Perfetto, allora io colgo l'occasione anche per salutare un ospite che oggi è stato gratitissimo all'interno di Penalty, ovvero mister Busetta. Mister, grazie per essere stato con noi, ci ha raccontato un calcio che probabilmente è già diverso rispetto a quello che faceva lei e lo ha raccontato con la maturità di una persona che può dare solo dei bei consigli. Bisogna avere la voglia di modificare questo calcio attuale, ma bisogna avere tanta forza e passione. Io vi ringrazio dell'ospitalità, arrivederci. Grazie, allora prestissimo, sperate magari di venire una prossima volta per raccontare questa stagione conclusiva di questo Real Paternò che comunque secondo me potrà dire la sua da qui alla fine del campionato. Appena vincerò questo mio 11° campionato, perché salvare questa squadra per me è una grossa soddisfazione, è come vincere un altro campionato. Giusto, bravo mister Busetta, la ringrazio per la sua partecipazione, mi rivolgo ad Alessio adesso per parlare di prima categoria, lo facciamo però anche con Jenny. No, Jenny non ci dà i risultati, ce li dà direttamente lui.
li dà direttamente lui. Allora Alessio, possiamo già partire con la schermata del girone A del campionato di prima categoria. Di prima categoria, Ettore, possiamo ben vedere la vittoria dell'Atletico Ribera, un bel 2-0 ai danni del Campobello di Licata, un 2-0 sudato ma meritato dell'Atletico Ribera, che rimane al primo posto in classifica a quota 31 punti. A 31 punti però staziona anche il Cianciana, che compie un vero miracolo e espugna il campo dello Sciacca con il punteggio di 1-0. Ed è, Ettore, la prima volta, se la regia mi viene in aiuto con la classifica, che la prima in classifica in questo girone stacchi la seconda di più di 3 punti, in questo caso sono 4, le prime in classifica sono 2, una coppia, Ribera e Cianciana nei confronti del Città di Giuliana, che tuttavia, come abbiamo visto alla schermata prima dei risultati, ha riposato, doveva giocare con la Libertas Marsala, la gara invece è stata rinviata. Bagar per i playoff, al terzo posto il Città di Giuliana, quota 27 punti, seguono 5 Torri Trapani, Sciacca, Atletico Trappeto, Fulgatore e Balestrate, quindi quasi al 10° posto in classifica si lotta per i playoff. Ti fermo un attimo perché a Pippo volevo chiedere, Sciacca prima categoria, insomma mi batte il cuore e penso che probabilmente qualcosa non va. L'ho incontrata in Serie D qualche annetto fa e giustamente Sciacca in prima categoria fa notizia perché è una piazza importante, è una città importante. Al pari della Ciriale. Al pari della Ciriale, giustamente, però qua addirittura ancora più 2 categorie in giù, per cui la Ciriale alla fine fa un torneo un po' più importante. La prima categoria, lo dico come città. Come città, certo, come assolutamente. Sai, Ettore, io è una di quelle piazze che paragono come Marsala per Trapani, Ciriale per Catania, Gela per Caltanissetta, è come se facesse città a sé, e la piazza segue molto la squadra. Infatti nonostante comunque alcune sconfitte, molti passi falsi, la squadra si trova ancora a 6 punti dal primo posto, però è chiaro che una squadra del blasone dello Sciacca deve cercare di recuperare il prima possibile. Stiamo spingendo anche noi. È chiaro che, Ettore, una prima categoria sta stretta ad altre piazze, figuriamoci una piazza come Sciacca. È vero, è vero. Girone E, perché poi parliamo del Calatabbiano, che qui il nostro amico Angelo ha da dire tante cose, conosce tutti i componenti del Calatabbiano. Perché non sei andato a Calatabbiano quest'anno? Perché insomma tu ancora a 40 e oltre anni non hai deciso di appendere le scarpette al chiodo. Questa cosa ti fa onore, però 45 con esattezza, mamma mia, conosco Angelo da ringrazio tanto chi tempo. Ancora ha la fiducia mi dà la fiducia di farmi andare in campo. Bene. E io cerco in tutti i modi, anche con sforzi. Ma tu sei uno che si impegna, quindi negli allenamenti, molto determinato. Bene. Chi mi chiama in causa. Risultati del campionato di prima categoria, il girone E, con questo Calatabbiano che vince con l'Aci Platani 3-1. Ettore, vincono tutte e tre le più quotate squadre alla vittoria finale del campionato, un secco 3-1 del Calatabbiano ai danni dell'Aci Platani. La squadra del Calatabbiano non ha faticato per raggiungere il bottino pieno, allo stesso modo del Giardini Naxos, che liquida la pratica Sant'Alessio con un 6-1 più eloquente che mai. Più sudata ma altrettanto meritata l'Acuto in trasferta del Ciclope Bronte ai danni del Città di Catena, un 1-0 che alla squadra di Ignazio Refice garantisce ossigeno in classifica, perché mantiene il secondo posto e si mantiene a 5 punti dal Calatabbiano. Quindi comunque il Ciclope Bronte, il Ciclope Bronte dico c'è, e può insidiare veramente il Calatabbiano, che comunque credo abbia raggiunto quella continuità che serviva per puntare seriamente alla vittoria del campionato. Pippo, abbiamo aspettato sto Calatabbiano, adesso mi auguro solo che ci sia la conferma dal punto di vista tecnico anche per la prossima stagione, perché è facile vincere un campione di prima categoria, facile nel senso che è
facilmente organizzabile una vittoria nel campionato di prima categoria. Il problema poi è dopo mantenere la promozione. Non essere una meteora, è importante questo qua. Abbiamo ci abituato a queste cose. Dare una programmazione che è importante, perché salire, andare su in promozione per poi eventualmente non fare un campionato dignitoso non è giusto. Non è corretto nei confronti di quelli che hanno fatto sacrifici per portarla su. Chiaro. Angelo, parliamo del tuo amico Ignazio Refice, salutiamo intanto Ignazio che ci segue sempre a noi di Penalty. Saluto il mio capitano, è stato per me l'esperienza. È un esempio. È stato l'esempio perché lui alla mia età si allenava come mi alleno io, quindi io ho sempre un buon ricordo di Ignazio. Mi astengo da qualsiasi pronostico di questo girone perché le prime 3 squadre in classifica sono formate da amici. Da troppi amici tuoi. Da troppi amici e non voglio... Eccola qua la classifica. Sì, Ettore, non abbiamo nominato infatti il Giardini Naxos. Anche là c'ho amici, quindi non voglio dire... Vabbè, chi lo vincerà questo campionato? Almeno questo ce lo puoi dire, dai. In questo momento in testa è il Calatabbiano, però sarà una lotta dura fino all'ultimo. Alessio, volevi dire qualcosa? No, attenzione al Giardini Naxos, vanta giocatori del calibro come di Mauro Patanè, un attaccante che ha conosciuto ben altre categorie, ha trascinato squadre in grandi campionati, e quindi anche il Giardini Naxos che paga quella piccola falsa partenza che lo ha portato a qualche punto di distacco dalle prime, già dalle prime giornate. È vero. Il grande recupero adesso però non sta bastando, perché è chiaro che il Calatabbiano ha un ruolino di marcia significativo. Bene, allora tra poco parleremo del D'Agata per la gioia del nostro mister e di tutti i suoi giocatori, figli compresi, che so che giocano in squadra con te. Li vogliamo salutare? Sì, sono felice, Alfio, comunque nella squadra ci sono tantissimi in delicato. Ci sono il presidente Alessandro che sono fratelli, e Salvatore in delicato è il cugino, i miei figli, io, siamo 6 in delicato. Insomma, vabbè. Atletico in delicato. Atletico in delicato. Diciamo che non ci facciamo mancare niente. Ci dobbiamo fermare, c'è l'ultimo break pubblicitario all'interno di Penalty, poi grande finale con gli ultimi 2 gironi del campionato di prima categoria e poi andremo con sala stampa di Penalty. Ricordo ancora una volta ai nostri amici che ci seguono da casa il numero telefonico 327 345 42 per interagire con noi, i nostri ospiti che si trovano qui in studio. Torniamo tra qualche istante, pubblicità. Allora sì, no, perché c'è Pippo nel frattempo fuori detta continua a dirmi parliamo del D'Agata. Certo che parleremo del D'Agata, come facciamo a non parlare del D'Agata? Intanto so che siete organizzatissimi, il quartiere vi segue a 360 gradi, avete un sogno, quello di portare la squadra in promozione, qualche sponsor vi accompagna in questo progetto, perché se non ci sono gli sponsor, se meglio di me, è difficile. Bravo. Siete contenti? Io credo che bisogna fare un plauso, perché nessuno vi dava dove siete adesso. Diciamo che noi dobbiamo ringraziare il gruppo dirigenziale perché dall'inizio veramente ha fatto tantissimo per portarci a questi livelli. Ultimamente abbiamo perso qualche punto in corsa, ma siamo ancora in testa. Ci può stare, un calo fisiologico, è una situazione, perché abbiamo una squadra di dopolavoristi perché la categoria lo impone. È una squadra dilettantissima, diciamola questa cosa. Dobbiamo anche convivere con questa situazione reale che è il lavoro. Addirittura oggi al campo sono arrivati 2 o 3 ragazzi all'ultimo istante, per cui anche questi sono i fatti reali, però di contro a favore nostro abbiamo che il nostro quartiere si è stretto attorno a noi, e da questo punto di vista abbiamo praticamente ribaltato il discorso dell'anno scorso che si parlava del D'Agata soltanto per i problemi inerenti non al calcio. È vero. Quest'anno si parla soprattutto di calcio giocato e di questa bella prima posizione in classifica. E di contro abbiamo, non dimentichiamoci che sotto di noi abbiamo 3 paesi grossi, con grosse tradizioni alle spalle. Caltagirone, Militello e Megara. L'avete nominato poco fa, Caltagirone. Dico, da questo punto di vista noi siamo un quartiere che si autogestisce, grande merito ai 4 ragazzi che fino ad ora hanno fatto grandi sacrifici, che sono Piero Drago, Piero Viglianesi, Salvatore Indelicato e Nunzio Latorre, il nostro carissimo Nunzio Latorre che ha fatto anche categorie importanti come Cagliari, Catania e compagnia bella. Di contro, voglio dire, abbiamo un gruppo di ragazzi che li togliamo
dalla strada. Allora, ti luccicano gli occhi, credi in questo progetto? Mi fa piacere. Io sono nato in questo quartiere e mi sono catapultato. È una cosa tua, ti appartiene. Diciamo che il senso di appartenenza non manca. Bene. Per cui da questo punto di vista... che sei proprio l'allenatore giusto nella squadra giusta, questa sensazione. Ma il mio sogno dico, un obiettivo l'abbiamo raggiunto, il fatto che noi, al di là del fatto del risultato sportivo, che è quello che siamo in testa, abbiamo fatto grandi sacrifici per essere, però la cosa che mi soddisfa di più è che del D'Agata da quest'anno si parla soltanto di calcio giocato. Sono d'accordo e mi fa piacere perché evidentemente... E colgo l'occasione magari per farvi i complimenti perché parlate di calcio veramente di chi non parla mai, una trasmissione seguitissima da questo punto di vista. Grazie. Vi devo fare i complimenti. Ci prendiamo i complimenti. Ed è importante perché dà la voglia e la sensazione per fare calcio. Perché una volta non si parlava quasi mai. Facciamo sentire i professionisti anche chi non lo è. Perché è inutile nasconderci, fa piacere quando si parla di noi alla televisione. È vero. Anche perché è tutto dopo una settimana di sacrifici e tanti altri. Bravo. Allora salutici tutta la dirigenza a questo punto. Ma e ci saluti anche i tuoi due figli, li vogliamo ricordare. So che non vogliono venire mai in televisione, li ho invitati un paio di volte, però meglio papà, meglio papà. Meglio papà, Felice, un timidone, Alfio no, Alfio dico... Qualche volta si è fatto intervistare, ha fatto categorie importanti. Però Felice praticamente dove c'è la telecamera lui va all'opposto. per cui da questo punto di vista non è molto... Vabbè. Ok, abbiamo fatto una bella inquadratura del D'Agata. Allora facciamo vedere a questo punto la schermata con i risultati del girone F del campionato di prima categoria. Spicca la vittoria delle Aquile Calatine contro il Palagonia, il pareggio del D'Agata, del quale ci può raccontare Mister Indelicato. Fuori onda ci diceva che comunque un D'Agata che a dispetto del risultato ha giocato bene, Real Picanello di Alfio Barbagallo, 3 punti e poi sarebbe il Gravina per intenderci. Esatto, che comunque contro Real Picanello è un campo difficile perché in terra non ben curato, non livellato. Non ben curato, tanto per cambiare, volendo usare un eufemismo, quindi molte squadre cadono nel campo della Real Picanello proprio per questo motivo. Sospesa per neve al 14° del secondo tempo la gara tra il big match della giornata di oggi tra Militello e Megara Augusta. Una gara che avrebbe potuto regalare il primato al Megara alla luce del risultato del D'Agata. Eravamo impauriti sulla parola sospesa, poi ci siamo giustamente documentati, è stata sospesa per neve a Militello, ci può anche stare. Allora, 30 secondi su questa partita perché credo che potevate fare di più, però il pareggio può accontentare entrambi. Diciamo che la partita onestamente l'abbiamo fatta noi, abbiamo creato tantissime palle e gol, l'avversario si è avvicinato alla porta nostra soltanto in un'occasione nei 90 minuti, però purtroppo ultimamente... Non concretizzate. Bravissimo, facciamo tantissime occasioni da gol, però ultimamente i nostri attaccanti hanno le polveri bagnate. Di contro abbiamo avuto un'espulsione del nostro attaccante principe, Alessandro Indelicato, che ci ha penalizzato non poco perché un giocatore della sua importanza penalizza molto la nostra squadra. Chiaro. Abbiamo sviluppato credo almeno 3-4 palle e gol importanti. Alla fine quando non fai il gol finiscono 0-0. Facciamo vedere un attimo la classifica perché le Aquile Calatine, come diceva giustamente anche Alessio, però adesso sono lì vicino, no? Con il Militello e il Megara che non giocando si mantengono a distanza. Ma già quando erano a 7-8 punti da noi io ritenevo che l'Aquile Calatine avessero una buona squadra, una buona intraiettoria, un organico tecnico importante. D'altronde una piazza come Girone non può non avere fame di tornare a grandi livelli. È vero. Comunque io voglio ricordare che noi a discapito di quello che non se lo ricordano abbiamo fatto un girone d'andata stratosferico. Perché 10 vittorie su 11 non è facile fare. Neanche in prima categoria era folle. Neanche in prima categoria. Era anche vero che la correggo, mister, soprattutto in prima categoria. Sì, oltretutto questo girone di ritorno sicuramente sarà un altro campionato perché si sono rafforzate tutte le squadre. Per cui non vincerai facile in nessun campo. Vedremo già dalla prossima partita che cosa succederà. Siamo quasi sul chiudere, dobbiamo vedere l'ultimo girone che noi di penalty trattiamo, il girone G, con i risultati che vedono ancora lo Sporting Eubea vincere 4-1 e quindi consolidare il primato in classifica. Ordinaria amministrazione per la squadra del presidente Lo Greco che batte in casa il Frigentini per 4-1 e tiene a debita distanza il Calcio Vittoria che espugna il campo dell'Atletico Scicli per 1-0.
1-0. Floridia vincitore in trasferta per 3-0 nel campo del Solarino, mentre il Percicli si ferma in casa della Primavera Acatese. E attenzione, perché qui i punti tra seconda e quinta di differenza diventano 9 e anche in questo girone si rischia la non disputa della semifinale. Ecco, questa è la classifica, così su questa classifica congediamo anche i nostri ospiti e chiudiamo la puntata di penalty. Calcio vittoria, Angelo, che con 30 punti sembra rilanciarsi, no? Da quando hanno riorganizzato la società. Il Floridia è in picchiata, non dico libera, però rispetto a qualche settimana fa ha perso punti, sale questo calcio vittoria, il big match con l'Eubea potrebbe definire a questo punto la vittoria finale o della squadra del presidente dello Sporting, oppure chissà, magari rilanciare il Vittoria. Tu che ne pensi? Io penso che la piazza di Vittoria è una piazza importante, quindi ha tutti i requisiti per poter dare filo da torcere all'Eubea, anche se non sarà facile. Però penso che sarà un bel duello. Anche quindi questo girone G riserva sempre molte sorprese. Allora chiudiamo, salutiamo Pippo Indelicato e la sua bella realtà che si chiama D'Agata. Saluto a tutti per voi, grazie di dell'invito. Campionato importante e da non mollare domenica per domenica. Assolutamente, domenica riposiamo perché ci tocca il turno di riposo, poi andiamo a giocare con una squadra che si è rimessa a nuovo in realtà. Tanto per cambiare. Comunque da questo punto di vista noi siamo coscienti e siamo diventati una realtà importante. Credo che da oggi in poi, è solido. Da oggi in poi riparte il nostro campionato, perché abbiamo avuto 3 partite con un calo fisiologico, perché io dico che il D'Agata deve paura soltanto del D'Agata. Il calo del panettone? Sì, la squadra dilettante ti porta anche a questo. Bene, bene, bene. Salutiamo anche Angelo Costa, che è stato così cortese di venire ospite all'interno di Penalty. Lui è un amico di Penalty, ogni anno non è mai mancato, non poteva certamente mancare in questa quinta edizione in diretta dal centro commerciale I Portali. Angelo, abbiamo detto che non appendi le scarpette al chiodo, ma allora che farai adesso? Io le scarpette non le appendo al chiodo, perché ormai gli amici mi deridono, perché ogni volta che lo dico poi non lo faccio. Diciamo che in prospettiva ci può essere anche dell'altro. Ne approfitto per salutare i miei ex compagni del San Gregorio, nonché amici fraterni, perché ancora oggi noi siamo il gruppo del San Gregorio. E c'è un bel gruppo. Abbiamo creato un qualcosa che nessuno può distruggere. Bravi, il vero spirito del calcio dilettantistico. Devo dare a mister Gianluca Ciprete i meriti per aver saputo creare un gruppo di amici e di uomini. Bene. Al di là di quello che poi è successo. Complimenti e buona fortuna allora per il proseguo dell'anno. Pippo, volevi salutare qualcuno? Li volevo ringraziare a priori, perché sono ragazzi che fanno parte addirittura del calcio giocato. Vedi Nunzio La Torre, ha fatto qualche partita, poi magari ha deciso per sua scelta di non fare più l'allenamento, e di ringraziare Salvatore Indelicato, Piero Viglianese e Piero Drago, che sono stati praticamente i trascinatori fino ad oggi. Ma lo sono ancora oggi. Spero che Nunzio La Torre pubblicamente si convinca ad allenarsi un'altra volta, perché abbiamo molto bisogno dell'esperienza di Nunzio. Il suo piede è ancora importante. Si deve soltanto convincere. Vabbè, mai dire mai. Grazie a Pippo Indelicato, grazie a voi, Costa. A questo punto ci congediamo anche con Alessio, che rivedremo più tardi intorno alle 22:15 con il debutto di Penalty Futsal solo sul calcio a 5. Esatto, Ettore. Che dalla prossima settimana condurrai da solo. Do l'appuntamento a tutti i nostri telespettatori per 3 grandi quarti d'ora di grande futsal. Perfetto, salutiamo anche la nostra Jenny Diera, che con lei ci rivedremo chiaramente la prossima settimana per parlare solo di calcio dilettantistico con Penalty. Saluto a tutti i nostri spettatori, a domenica. Benissimo, noi ci congediamo da voi, rimanete su Video Mediterraneo, il tempo giusto di uno spot pubblicitario, e tra poco ritorneremo a parlare di calcio, ma con quello riguardante i professionisti, il Palermo, il Catania, il Messina, il Trapani e l'Akragas. Avremo anche degli ospiti in studio, e poi alle 22:15 non perdete il Penalty Futsal. A dopo!